La negoziazione assistita è solo un costo? Per legge, prima di avviare un contenzioso allo scopo di ottenere la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro inferiore a 50.000 euro, è necessario dare avvio alla negoziazione assistita. In un caso deciso di recente dal Tribunale di Verona, il convenuto aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione e disapplicato la norma di legge che impone il preventivo avvio della negoziazione assistita. Secondo questa ordinanza, pubblicata a gennaio di quest'anno, la norma di legge che impone l'avvio della negoziazione assistita è contraria alla normativa dell'Unione Europea perché impone un costo troppo gravoso alle parti. Questa ordinanza è in netta controtendenza rispetto alle scelte del legislatore, che incentiva il ricorso delle parti agli strumenti alternativi al contenzioso. Mi pare che ci sia anche un'altra chiave di lettura di questa ordinanza che potrebbe essere un monito proprio per noi avvocati. È vero infatti che la negoziazione assistita costa, ma è altrettanto vero che il rapporto di patrocinio si instaura dopo che l'avvocato e il cliente hanno condiviso il preventivo di spesa. Ebbene, l'avvocato potrebbe rappresentare al cliente i costi della negoziazione assistita e dell'eventuale contenzioso da instaurare all'esito negativo della procedura. Le parti quindi potrebbero concordare che il compenso per la negoziazione assistita assorba in tutto o in parte il compenso che sarebbe dovuto per la fase di studio e forse anche per la fase di avvio del contenzioso. Per maggiori informazioni visitate il sito web dello studio e seguiteci su Facebook.